Gli spacciatori di Termini Imerese erano i più attivi della provincia. Pur di assicurarsi la clientela e non perdere il business della droga, si erano improvvisati ladri. Tabaccherie, appartamenti e negozi erano gli obiettivi preferiti dai pusher. La rifurtiva veniva rivenduta per l'acquisto di eroina, hashish e marijuana. E nel commercio di droga c'era finito anche il metadone che gli spacciatori tossicodipendenti ritiravano al SERT di Termini. Anche quello veniva venduto agli angoli delle strade a 10 euro. È proprio dai furti che sono partite le indagini dei carabinieri, che hanno svellato una rete di 24 spacciatori per i quali il GIP della Procura di Termini Imerese ha emesso le ordinanze. In 8 sono finiti in carcere, 12 ai domiciliari e per 4 è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Termini. Lo smercio era concentrato soprattutto nella zona di Piazza Bagna, Termini Imerese. Nei vicoli, ormai assicurano i carabinieri, c'era un mercato della droga a cielo aperto. In una delle piazze principali di Termini Imerese, che avevano reso nell'ultimo periodo un vero e proprio mercato a cielo aperto di sostanze stupefacenti, si approvvigionavano qui su Palermo, su Termini Imerese prendevano delle vere e proprie ordinazioni e poi procedevano alla cessione sempre in Termini Imerese, come detto prima, nell'ambito di una delle piazze principali del paese, nelle vie limitrofe. In maniera furtiva effettuavano la cessione di questa sostanza stupefacente, sia eroina, marijuana, hashish, ma anche flaconi di metadone. 3 distinti gruppi, anche perché uno di questi gruppi era dedito principalmente alla cessione di eroina e invece un secondo di droghe leggere, quindi hashish e marijuana. Ed intanto è stato arrestato un esponente del clan mafioso di Passo di Rigano, sempre dai carabinieri. Ricorreva all'intimidazione per imporre una ditta nel cantiere che sta costruendo il centro Ipercoop La Torre. Sequestrato la società Palermo Recuperi, che faceva capo a 2 boss. L'indagato Baldassar Migliore, 44 anni, già nell'operazione antimafia Perseo del 2008, è ora accusato di tentata estorsione e illecita concorrenza aggravata in un ordine di custodia emesso dal GIP Castiglia, su richiesta del procuratore aggiunto Ingroia e sostituti Viola e Contrafatto. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dai responsabili dei cantieri per la costruzione del centro commerciale Ipercoop di Borgonuovo nell'aprile del 2008, quando vari atti intimidatori e danneggiamenti avevano colpito un'impresa di Agrigento subentrata nell'esecuzione dei lavori di movimento terra e di edificazione del complesso commerciale La Torre in Gastone.